trovano le famiglie all'ultima spiaggia? Allora, qui trovano sicuramente un ambiente rilassante, un ambiente appunto le famiglie che hanno bambini possono lasciare i bambini all'interno del mini club con gli animatori, che sono uno staff preparato e molto ben organizzato. Fanno spettacoli che vanno, quest'anno per esempio c'è lo spettacolo di Aladdin, fanno giochi durante il giorno, fanno i balli, trovano relax perché è un ambiente completamente naturale dove a noi ci dicono sempre quando vengono che si sentono quasi a casa, perché è anche un ambiente familiare, visto che la struttura è proprio una struttura familiare gestita dalle famiglie, quindi il meglio delle famiglie sa come gestire una cosa in maniera familiare. Sono nato in una famiglia che aveva un campeggio e che col passare degli anni si è trasformato sempre di più, prendendo anche una parte che è la parte del villaggio, la parte diciamo più ombreggiata del campeggio. Come vedi ci sono gli alberi di pino. Qui generalmente vengono le persone che hanno la tenda o quelli che hanno i camper piccolini, i cosiddetti minivan, e appunto si mettono tra gli alberi e hanno la posizione secondo me molto vantaggiosa perché si tra il mare e i servizi. Capito. Invece scendendo un pochettino più giù ci sono le piazzole numerate, e quindi quelle più grandi e quelle dove stanno i camper, le roulotte, e sono più vicini al mare. Il campeggio è stato aperto nel 1989 ed è stata un'idea appunto della mia famiglia, che io ho una zia amante della natura, come si dice, col pollice verde, che aveva iniziato a piantare alberi, piante grassi. Noi abbiamo delle piante grasse altissime di tanti anni, e alla fine poi è nata l'idea appunto di farci un campeggio, anche perché all'epoca era proprio dato il boom dei campeggi. Si iniziava con il campeggio libero e poi alla fine sono nate aree sempre più attrezzate che fornivano maggiori servizi a chi veniva appunto in tenda con la roulotte e poi con il camper. Questo è il nostro mare. Questi sono appunto il nostro servizio spiaggia. Come vedi qui c'è la torre di Barisardo, che è la marina principale del paese, e questa è tutta una spiaggia chilometrica che sembra quasi un deserto, sembra infinita. Una spiaggia è stato dato per via di un libro famoso, appunto, che si chiamava L'ultima spiaggia, del quale poi è stato tratto anche un film. Poi abbiamo una serie di servizi che rendono il tutto sia rilassante ma anche divertente. Abbiamo 4 piscine, delle quali una interamente dedicata all'idromassaggio con vari attrattivi. Abbiamo l'effetto geyser, abbiamo i lettini che massaggiano dentro la piscina.
Una famiglia che viene qui è una famiglia che cerca il relax e il divertimento, e qui può trovare queste due cose contemporaneamente. Basta farsi un giro nella struttura per vedere quello che abbiamo da offrire, dalle piscine all'ambiente naturale, e quindi una famiglia può venire qua e lasciare per esempio i bambini con uno staff di animazione preparatissimo, e i genitori invece possono starsene tranquilli a prendere il sole oppure a bersi un cocktail al bar. E poi la serata è un ambiente dove ci si riunisce tutti quanti, si vedono spettacoli di alto livello, e nel weekend ci sarà anche il corpo di ballo che ormai viene qua da 5 anni, che sono tutti ballerini professionisti, in alcuni casi anche famosi che hanno fatto trasmissioni con gli amici, queste qua. E poi insomma è un ambiente molto, molto ombroso, perché quando magari le persone che sono abituate a stare in città d'estate col caldo vengono qua, invece trovano un ambiente fresco sotto l'ombra, insomma è veramente molto appagante. Come equip allora noi siamo circa una quindicina tra personale che gestisce l'accettazione, quindi receptionist, e gli operai che si dedicano alla pulizia e al mantenimento della struttura. Poi ci sono il personale dell'intrattenimento, che sono altri 11 ragazzi che dalla mattina alla sera lavorano per insomma, soddisfare le esigenze dei clienti che si vogliono divertire. Adesso poi possiamo vedere per esempio dei ragazzi dell'animazione, in particolare loro sono le mini club che appunto stanno organizzando per prendere i bambini e farli giocare. Diciamo che è un campeggio formato famiglia. Il nostro target di riferimento è la famiglia, è stato strutturato così per il discorso di cui parlavamo prima, per il fatto che la proprietà è proprio una famiglia, e quindi tutto quello che c'è qui tende a soddisfare le loro esigenze, dai bambini più piccoli appunto ai genitori più grandi che vogliono appunto magari starsene tranquilli. Poi in questi anni abbiamo adottato anche abbiamo aggiunto dei servizi per un altro membro della famiglia che ormai a tutti gli effetti fa parte della famiglia, che sono i cani e gli animali domestici. Abbiamo appunto attivato una serie di servizi anche per loro. Metteremo adesso anche la spiaggia proprio per i cani, in maniera tale che i padroni possano venire anche in spiaggia e godersi il mare con il proprio animale. Ho visto che avete attrazioni turistiche legate anche ad altri animali. Da dove arriva questa passione? Perché abbiamo parlato di piante prima. Sì. E poi ho visto asinelli, ho visto i cigni. Sì, piano piano con l'avvio della struttura abbiamo aggiunto sempre più animali, fondamentalmente perché a noi ci piacciono molto gli animali, e quindi avevamo iniziato con le paperelle e le oche, abbiamo fatto un laghetto, e poi ci siamo fatti prendere un po' la mano e abbiamo iniziato a prendere i cavallini, i pony, poi gli asini, gli asinelli, le capre, insomma chissà quale sarà il prossimo. Abbiamo i cigni. Queste sono le 4 piscine che abbiamo, come vedi sono intervallate da una cascata, perché sono una più bassa dell'altra, sono connesse da una cascata, e questa è quella che noi dedichiamo alle persone che vogliono farsi l'idromassaggio. Lì c'è l'effetto geyser, ci sono i lettini, e poi c'è tutta quella panca dove il massaggio alla schiena. Quella lì invece è quella dedicata ai bambini, con l'acqua più bassa. Sono sempre molto
molto affollata perché insomma è una delle attrattive principali dei camping. Io ho sempre avuto dei bellissimi ricordi da bambino. Venivo qua quando finivo la scuola, quindi dalle elementari, dall'asilo, e trascorrevo tutta l'estate qua. Ho proprio ricordi, io mi ricordo anche le piante che c'erano prima, io le ho viste crescere. Prima c'era la pineta, c'erano i pini molto bassi, poi col passare degli anni è diventato tutto più verde, più bello. Per me è spettacolare vedere tutta questa crescita. E quindi dico a tutte le famiglie di venire, che sicuramente sarà un'esperienza indimenticabile, e vedrete che se verrete qua per una volta sicuramente tornerete.